tra Stato e Regioni ci deve essere maggiore collaborazione. Viene vista così a Roma la sentenza della Corte Costituzionale che ieri ha dato ragione al Veneto, smontando di fatto la legge del ministro Marianna Madia sulla pubblica amministrazione. Un ricorso presentato dal governatore Zaia, contrario alle nomine statali di dirigenti che poi operino nelle regioni, in particolare con i direttori generali delle ULSS. Una vittoria sul solco dell'autonomia, il commento del Presidente del Veneto, un segnale chiaro della consulta verso chi governa, sia esso lo Stato o la Regione, la lettura della parlamentare trevigiana. Massima cooperazione tra i diversi livelli di governo. Credo che la lezione debba essere questa e che non si debba vedere questa come semplicemente una battaglia politica tra la Regione Veneto e il governo nazionale. I cittadini si aspettano che Presidente Zaia e Premier Renzi lavorino per tutta l'Italia ovviamente, ma anche per la nostra regione. Per cui io ne colgo questo: le regioni, in particolare la Regione Veneto e il governo nazionale, non devono litigare davanti alla Corte Costituzionale ma collaborare di più.